C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, in apertura di puntata come sempre un po' di cultura museale, nello specifico il Museo Diocesano della nostra città che ci presenta questo bambino caduto nel fuoco. Immerso in una luce dai toni caldi, questo dipinto è frutto della collaborazione tra Gaudenzio Botti ed il pittore Savanni. Il primo rappresenta una cucina illuminata dal caminetto con grande capacità di descrizione minuziosa, di evidente ascendenza fiamminga. Savanni realizza le figure conferendo ad esse una forte carica drammatica, soprattutto nella figura della madre che accorre a braccia alzate verso il figlio caduto nel fuoco, cui fa da contrappunto la serenità distaccata della Vergine col bambino. Il modo di dire di oggi è che la va brofadei, che significa, che vuol dire, lo abbiamo chiesto ad alcuni dolci amici. Siamo tornati da Castelvedere, abbiamo incontrato questa bellissima signora, la signora Corina, vero? Corina, sì. Corina, che fa qua? Acquisti? Che cosa ha comprato, signora? Sono venuta a fare la spesa per Natale. In realtà volevo prendere solo i panettoni, ma ho trovato anche il babbo di cioccolato. Peraltro non si trovano da altre parti, questa è produzione Castelvedere, realizzata internamente dal produttore. Cioccolato fondente al latte, credo, non so cos'è, fondente, questo colorato, insomma, è una cosa fondente, molto, molto carina. Poi qua ci mangiate in 36, cioè è enorme, sto qua a 2 metri di roba, poi la televisione restringe, ma vi garantisco che dal vivo è enorme. Con i colori tutti naturali. Il babbo è stato dipinto con i colori naturali, c'è scritto tutto sull'etichetta. Ci farà sapere, signora Corina, se è buono, Ecco qua, vediamo se riesce a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano. Questo qua. Questo è una E. Che va brofadei. Pronunciato bene, lei saprebbe anche capire qualcosa di queste parole? Enche? Non lo so. No. Vabbè, niente, di niente. No. Beh, i brofadei è un termine un po' tecnico. Che sarebbe? Sono i grumi, coaguli della polenta, un po' difficile ma è stata bravissima. Buone feste, tante cose belle, complimenti per gli acquisti. Grazie a voi. Ora siamo in compagnia di Antonella, dipendente qui a Castelvedere. Ti trovi bene, Antonella? Benissimo. Questa è una cosa che ci fa molto piacere. Caspita, Antonella, ma voi siete sommersi dai cesti natalizi in questa sezione dello showroom di Castelvedere qui a Castagnato. Davvero per tutte le esigenze, tutti i palati e le possibilità economiche. C'è un vastissimo assortimento. Antonella, tu sei di Brescia? Sono di Sarezzo. Di Sarezzo, molto bene. Abbiamo beccato un cliente di Sarezzo, sempre qui per Centro Anch'io. Quindi il dialetto bresciano, insomma. Sì, so. Non capisci. Prova a leggere questo modo di dire, dai. Anche va a brofadei. Hai capito qualche parola, Antonella? E può essere che oggi va a... Cosa sono i brofadei? Tu lo sai? Sono quelle cose che si fanno nella polenta. Che non dovrebbero farsi, però. È così. A te capita che si facciano i brofadei quando fai polenta? Sì, quando si ha fretta, sì. Ah, ecco, quindi sono i grumi. I grumi della I grumi polenta. della polenta che capitano quando le cose vanno fatte. Sì, quando si ha fretta. Ti piace la polenta? Ti piace? Tantissimo. La fai spesso? Non tanto. Sono originaria di Mantova, ma quando la faccio devo farla doc. Quindi vai di tortelli di zucca? Anche. Originaria mantovana, saretina d'adozione. Bene, Antonella, sì, un po' la spiegazione ce l'abbiamo data anche va a brofadei, come a dire che oggi si fanno le cose, non oggi dico in generale, magari nel modo di dire, le cose fatte un po' frettolosamente, un po' male, perché i brofadei davvero sono i coaguli, i grumi che si formano nella polenta quando non mescolata con l'adeguata attenzione. Va bene, Antonella, tante cose belle, buon Natale a te e famiglia e a tutti voi, grazie da Castelvedere tutto, ciao! C'entro